Le malattie professionali colpiscono maggiormente gli uomini che le donne. Ce lo dice l'INAIL nel dossier di approfondimento che ho già citato quando vi ho parlato degli infortuni al femminile. In generale, i dati percentuali parlano di un aumento complessivo negli ultimi anni delle malattie professionali denunciate, ma questo già lo sappiamo. Quel che non ci è noto è che nel 2015 le denunce delle lavoratrici sono risultate sostanzialmente stabili e nel 2016, dato ancora provvisorio, addirittura in diminuzione dell'1%. Quindi l'incremento è dovuto agli uomini e questo è alquanto curioso e ci fa riflettere. Altra curiosità che ho trovato nel dossier INAIL è che le malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, assai spesso si tratta di tendiniti e dorsopatie, ossia mal di schiena, rappresentano il 69% delle patologie denunciate dagli uomini e ben il 90% dalle donne. Pensate che uno studio americano ha trovato che le infermiere sollevano più spesso i pazienti rispetto ai colleghi maschi, che sono più frequentemente impiegati per compiti manageriali, chirurgici o di terapia intensiva, dove il lavoro di sollevamento è ovviamente minore. Le commesse e le lavoratrici agricole devono sollevare carichi pesanti e queste ultime in particolare devono anche portare avanti un lavoro fisico molto pesante, svolto con posture nocive, come quella a ricurva, e negli uffici le cose non vanno meglio. Eppure le donne denunciano di meno. Allora teniamone conto, datori di lavoro e consulenti, quando organizziamo il lavoro e valutiamo i rischi secondo gli obblighi che ci impone il decreto legislativo 81 del 2008.